Mamma ha segnato i sai o non lo sai? Il Napoli comunque vince ragazzi, ma non convince. Ma ciao a tutti amici, da Napoli 87. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Un Sassuolo che ha fatto un'ottima partita, complimenti a Sassuolo, il quale gli sono stati annullati 4 gol. Meno male c'è la VAR ci ha salvato Umaz perché il Napoli veramente ha concesso tanto al Sassuolo. Abbiamo permesso al Sassuolo di entrare in area e farci 4 gol ragazzi. Solo la VAR ci ha salvato, solo la VAR ha potuto salvarci, perché sennò stavamo parlando di un altro risultato. Non è possibile concedere così tanto. Merita il Sassuolo per i scambi in velocità, ma la difesa, dov'era? Ma pure il centrocampo, il filtro per la difesa, dov'era? Dov'era? Ragazzi, io ripeto, continuo a dire, sto Lobotka non è Demme. Con Demme il Napoli ha tutto un altro equilibrio. Oggi senza Demme gioca Lobotka, ho visto difficoltà a centrocampo. Non voglio dare solo le colpe a Lobotka, perché anche la difesa, scandalosa in uscita. Abbiamo lasciato spazi al Sassuolo per farci male e per fortuna nostra li abbiamo messi sempre in fuorigioco, di poco ma in fuorigioco. Questo ci ha salvato il risultato, questo, perché poi il Sassuolo forse meritava anche di più di questo, nonostante i gol annullati. Io penso che la sconfitta non la meritava. Il Napoli ha avuto le sue occasioni, sì, Milik che non berecchia la porta, Callecon non ne parliamo. Cioè io non so che cosa dire. Cioè, entrano Politano e Allan nel finale e sono loro a creare più pericolo. E infatti uno prende il palo e uno segna. Cioè, vi ho detto tutto, vi ho detto. I due entrati dalla panchina hanno fatto quasi più di quelli che hanno giocato, di Milik e Callecon, sì, che ha fatto un'ottima partita come sempre in fase difensiva, ma in fase offensiva la porta, mio caro José, la vedi poco. Ma questo do colpa a tutta la squadra perché l'atteggiamento non mi è piaciuto. Perché abbiamo concesso il gioco al Sassuolo, abbiamo concesso le giocate, di entrare in area, di aprire gli spazi. Cioè, uno usciva, quell'altro stava fermo, facevamo tirare il Sassuolo da tutte le posizioni. Cioè, per fortuna ci è andata di lusso che ci sia la VAR una volta ogni tanto, ma a sta fama, una volta un po' di fortuna però ragazzi, se giochiamo così con il Barcellona, qua facciamo una figura di merda. Veramente ce ne usciamo con un bilico ce ne usciamo, pieno di palloni, perché cioè non puoi andare in Spagna, nel Camp Nou, a giocare così con il Barcellona. Sai che squadra vai a sfidare e poi giochi pure fuori casa. Non c'è da scherzare, c'è da lavorare. È vero che il Napoli magari sta partita l'ha presa un po' così, avendo già la qualificazione dell'Europa League in mano, però la concentrazione è molto importante. Cioè questo ti fa vedere la mentalità della squadra, la crescita della squadra, perché a me, cioè il Napoli a un certo punto, cioè ha sempre quel blackout, restano fermi, fanno giocare, cioè incredibile. Entrano quelli dalla panchina e ti risolvono in pochi minuti la partita. Cioè, incredibile quello che è successo oggi. Il Sassuolo che 4 gol annullati per fuori gioco. Il Napoli al 93esimo fa il secondo gol e vince la partita per 2-0. Dopo aver tenuto in bilico sempre il risultato per 1-0 e con il gol di un terzino di Isai. Il primo gol con il Napoli. Cioè, viene pure a più. Cioè, Isai ci ha fatto vincere la partita. Isai ci ha fatto vincere la partita. Non è che dici Milik, Mertens, Politano, Isai con il Sassuolo ha segnato il terzino, che è stato il migliore in campo, insieme ad Ospina perché ha fatto tante parate. Cioè, non ci siamo ragazzi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici, venite sotto il video di Napoliello 87 e andate veramente da San Gennaro, mettitevi a pregare e dicete grazie a San Gennaro che la VAR stava dalla parte sua. Cioè San Gennaro ha fatto qualche miracolo, era dentro la VAR forse. San Gennaro era dentro la VAR. E niente ragazzi, buonanotte a tutti amici. Da Napoli 87 e forza Napolese.